Sì. Allora, un altro trevigiano a Treviso, che cosa significa per te? Beh, per me è un onore rappresentare la squadra della mia provincia. È il mio primo anno in una prima squadra e sono molto contento di questo. Quali sono le tue prime impressioni in questo ritiro? Beh, la squadra mi sembra molto forte, cambia ovviamente dalla primavera che facevo l'anno scorso, e è tutto un altro mondo, ma le mie prime impressioni sono sicuramente positive. Il salto di categoria, diciamo, da primavera ai senior È è uno è un scotto da bel salto, pagare. ma fa parte del percorso di un calciatore. Se vuoi arrivare ad alti livelli devi farlo e sicuramente questo salto mi farà crescere tantissimo. Ci spieghi un po' il tuo percorso di Sì. calciatore da bambino Io fino... ho iniziato a giocare nella squadra del mio paese, Cairano di San Marco, poi sono andato al Giorgione, Castelfranco, e poi ho fatto 4 anni alla SPAL e fino a quest'anno che sono venuto qui. Quindi eri in primavera alla spalla? Sì, Ah, primavera 2, ok. Primavera 2, sì. ho capito. E che cosa hai imparato in questi anni del calcio? Beh, il calcio, cioè, ovviamente è la passione più grande che ho imparato sicuramente i valori fondamentali, umiltà, rispetto, dedizione, costanza, valori che ci sono sia nel calcio che nella vita. Sicuramente il calcio è uno sport che ti aiuta molto anche a crescere a livello umano. Ci descrivi le tue caratteristiche come giocatore? Certo. Io sono un terzino destro, ho giocato anche a sinistra varie volte e mi piace spingere verso in avanti, sono più offensivo, ma sicuramente mi adatto a qualsiasi richiesta del mister. Bisogna essere bravi a saper fare le due Le due fasi, fasi, come si usa a secondo me, nel dire, mio no? ruolo è fondamentale. Ecco, c'è un po' una crescita di questi terzini di spinta, no? È un Sì. ruolo che va molto in questo periodo. C'è un giocatore del calcio maggiore a cui tu ti ispiri nella tua carriera? Allora, io mi ispiro, difficile, però giocatori che mi piacciono Sì. nel mio ruolo sono Hakimi, vabbè, del Paris Saint-Germain, o Dumfries, che io sono interista, Quindi c'è una quindi preferenza se calcistica chiara in mi queste... piace perché sono due terzini che spingono molto e sanno fare tutti bene le due fasi che nel mio ruolo, come già detto, sono fondamentali. A cross come sei? Cross, Li sai fare bene? sì, dai, me la cavo, cross, me la cavo. Vi state allenando molto, ho visto sulle palle Sì. inattive, anche da questo punto di vista, no? Sì, beh, nel calcio, soprattutto in Serie D, mi viene da dire che Dappertutto ormai le palle inattive. possono risolvere le partite e sono più che fondamentali perché una partita può essere chiusa e arriva una punizione dal limite o un cross, un calcio d'angolo che ti può cambiare la partita. Ci sei mai stato al tennis da spettatore? No, non ci sono mai stato, non ho avuto l'occasione. Ho capito. Al calcio che ti ha avvicinato? Beh, il calcio, la mia famiglia, vengo da una famiglia con due fratelli, tutti e due sportivi, ex calciatori. Tra l'altro uno giocava pure a Treviso anni fa e sono nato con il calcio e penso morirò con il calcio. Grazie. Grazie. Grazie a voi.